tutti, oggi faremo una ricetta a base di carne, un plum cake polpettone. La comodità di questa ricetta sta nel fatto che praticamente cuoceremo il nostro polpettone nello stampo da plum cake. Questo ci permetterà di mantenerne la forma e di non farne fuoriuscire il ripieno. Per fare la nostra ricetta ci occorreranno 350 g di carne macinata, che può essere tutta di manzo, di suino o anche mista, 2 fette di pane in cassetta, del latte QB, un uovo, grana grattugiato, sale, pepe e noce moscata. Per il ripieno invece ci occorreranno 250 g di friarelli, per chi non fosse di Napoli si possono sostituire con dei broccoli ripassati in padella, poi 2-3 fette di scamorza bianca, provolone dolce, quello che avete in frigo, e poi andremo a cuocere tutto appunto in uno stampo da plum cake. Questo è lungo 30 cm compresi i bordi. La prima cosa che ho fatto è stato spezzettare le fette di pancarré e bagnarle con il latte in modo da ricavare appunto una specie di pappetta. Questo passaggio si può anche saltare, potete anche scegliere di fare il plum cake soltanto di carne. Io preferisco metterci il pane in cassetta con il latte per dare più morbidezza al piatto, quindi metto tutto nella carne macinata e comincio a mischiare con una forchetta. Una volta che avremo incorporato bene il pane in cassetta nella carne, cominciamo ad aggiungere i vari ingredienti. Quindi aggiungiamo l'uovo, il pepe è facoltativo, se non lo preferite potete anche non metterlo. La stessa cosa per la noce moscata, il sale e un po' di grana grattugiato, che potete sostituire anche con del pecorino grattugiato o fare metà grana e metà pecorino. Tutto questo è proprio molto soggettivo in base ai nostri gusti. Adesso andiamo a mescolare tutto. Allora, ecco il nostro impasto pronto. Adesso ho messo un po' di olio nello stampo da plum cake, una goccina di olio, e l'ho stesa bene anche sui bordi, e adesso farò uno strato con l'impasto a base di carne. Farò appunto questa base e alzerò un poco i bordi, praticamente farò un incavo dove poi andrò a posizionare il ripieno di verdura e formaggio. Come vedete ho fatto un letto, diciamo, con l'impasto a base di carne, ho cercato di alzare un po' i bordi. Adesso ci metterò la verdura. Vi ho detto che questi sono friarelli. A Napoli, chi non è di Napoli troverà sicuramente i broccoli. Io li ho messi da crudi direttamente in padella con un po' di olio, uno spicchio d'aglio e pochissima acqua, e li ho lasciati andare. Alla fine ho salato. Lo stesso procedimento lo potete fare anche appunto se trovate i broccoli. Sistemiamo la nostra verdura. I broccoli possono anche essere sostituiti con degli spinaci lessi, o poi per esempio potete arricchire questo polpettone anche con del prosciutto cotto. Potete fare quindi uno strato anche di prosciutto cotto, oppure una frittatina, quindi potete fare un altro strato con la frittatina, per cui potete arricchirlo in maniera diversa, e con una base di carne macinata potete fare tante ricette diverse cambiando ogni volta il ripieno. Il letto di verdura è pronto. Adesso mettiamo le fettine di scamorza. Io le ho tagliate a metà in modo da poterle mettere, ecco, proprio della misura dello stampo, così possiamo sistemarle in maniera più ordinata. Nel mio stampo ho usato 2 fettine e mezzo per la precisione di scamorza. La mia è bianca, potete anche sostituirla con della scamorza affumicata.
Anche lo strato di scamorza è ultimato, non ci rimane che con la parte di macinato che avevamo lasciato da parte di chiudere, coprire tutto, chiudere, e il nostro polpettone andrà in forno a 180-190 gradi per circa 50 minuti. Ecco il nostro plum cake polpettone pronto per andare nel forno. Ho messo un filino d'olio sopra in modo che la crosticina in forno rimanga morbida e non venga secca. Quindi lo mettiamo in forno a 180-190 gradi per circa 50 minuti. L'ideale sarebbe poi servirlo con delle patate o al forno oppure in tegame. Se vi è piaciuta questa ricetta, scoprite anche tutte le altre nel mio blog Zucchero a velo su Giallo Zafferano.